Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio, c'è Sammy Varin in onda con voi, buongiorno, buon mattino e grazie per aver scelto la nostra controinformazione. Garlasco è il DNA di Sempio, cosa dice la perizia di 94 pagine appena uscita e viene pubblicata sul sito del Corriere? Dice compatibilità forte con le tracce sulle unghie di Chiara Poggi. Subito sotto, in aggiornamento, la notizia dalla Valtellina: è caduto un elicottero con 3 persone a bordo, ma sarebbero tutti salvi. Noi che facciamo a quest'ora? Andiamo in Parlamento. In cui Parlamento? Qui Parlamento. Eh sì, perché è l'argomento del giorno e devo dire anche delle ultime settimane o mesi, parliamo di consenso informato. Già, noi genitori, voi parenti dovete essere informati su chi entra nella classe dei vostri figli. Grazie per essere con noi all'onorevole della Lega Rossano Sasso. Buongiorno. Ciao Semmi, buongiorno a tutti. Sono proprio a Montecitorio, vi chiedo scusa se c'è qualche rumore in sottofondo, però non mi posso allontanare dall'aula. Ma che è un onore averti con noi, anche perché sei diretto interessato per molti motivi. Prima di tutto, tutta questa tua esperienza che è scolastica ti ha fatto scrivere un libro che io voglio subito pubblicizzare, perché siete ancora in tempo per fare un regalo di Natale assolutamente utile e importante per chi ha figli o nipoti. Il libro di Rossano Sasso, Il gender esiste, giù le mani dai nostri figli. Provate a regalare questa cosa, è un regalo potentissimo anche appunto sotto Natale per far pensare la gente. Ma diciamolo, ieri la Camera ha approvato il DDL sul consenso informato in ambito scolastico, presentato da ministro dell'istruzione Valditara. È successo un patatrac, il manifesto, il nostro quotidiano di riferimento, lo facciamo vedere nella prima pagina di oggi, scrive papà non vuole, facendo vedere una lezione di educazione sessuale. Non avevo letto, durante un'occupazione al liceo Bottoni di via McMahon, durante l'occupazione papà non vuole e quindi senza il consenso dei genitori, scrive il manifesto, vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive. Ieri la Schlein è venuta davanti a Montecitorio a gridare che la destra impedisce l'educazione affettiva e vi hanno dato degli oscurantisti, dei bigotti, dei medievali, dei patriarcali, proprio quello che dicono molti anche a noi qui a Radio Libertà. Qui mi fermo. Rossano Sasso, cosa significa questa rivoluzione? È davvero una rivoluzione? C'era bisogno, perché ci sembravano delle cose abbastanza logiche che i genitori fossero informati su chi entra nella classe dei propri figli. A quanto pare ce n'è ancora più bisogno, soprattutto visto i personaggi, a volte molto improbabili, che entravano in alcune classi. Rossano Sasso, a te. Sì, purtroppo c'è voluta una legge e ancora una volta ci ha dovuto pensare la Lega, perché negli ultimi anni abbiamo documentato non decine ma centinaia di casi in cui degli attivisti politici, il più delle volte appartenenti ad associazioni di estrema sinistra della comunità LGBT, entravano nelle classi con un preciso e chiaro intento, quello di indottrinare i figli degli altri, i bambini. Io ho rivendicato il primato educativo della famiglia. La Lega non nega l'educazione affettiva o l'educazione al rispetto. Le nostre indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione, che sono le linee guida che tutti i docenti devono osservare e rispettare, parlano di educazione sessuale ai fini della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle gravidanze indesiderate, della lotta alle discriminazioni e alle violenze di genere. Queste sono cose che si fanno da sempre. Chiaramente l'educazione sessuale che facevo io 40 anni fa deve essere diversa da quella dei nostri giorni, ma, e lo sottolineo 2 volte, ma tutto quello che esorbita dalle indicazioni nazionali e che va oltre e che si trasforma in quella che io definisco ideologia gender, noi la vietiamo.
la vietiamo nella scuola dell'infanzia. Mi dispiace per il sindaco di Genova che invece ha pensato bene di volerla introdurre, pensate un po' per bambini di 3 anni, utilizzando poi le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche ieri hanno citato, facendo un autogol clamoroso, perché poi nessuno di loro se le legge, io me le sono lette, le ho documentate e pubblicate anche nel libro che prima tu e grazie per il resto hai pubblicizzato, prevedono nella fascia di età 0-4 anni il piacere della masturbazione infantile, la scoperta dei genitali e la ricerca dell'orgasmo per bambini di 3 anni. Quindi questa roba qui noi la vietiamo. Poco mi dispiace per la Salis che gioca a scavalcare a sinistra la Schlein. La vietiamo alle elementari, perché per noi anche fino ai 10 anni i bambini non hanno gli strumenti cognitivi per comprendere determinate tematiche. Consentiamo dalla scuola media in poi che ci possano essere degli approfondimenti, ma attenzione, sempre senza travalicare determinati limiti, ci possano essere degli approfondimenti sull'educazione affettiva, sull'educazione sessuale, ma, e anche qui lo sottolineo 2 volte, ma con il consenso dei genitori. Questo vuol dire, detto in poche parole, che i genitori devono sapere almeno una settimana prima cosa avverrà in classe, il materiale didattico contenuto, perché spesso è capitato di vedere questi esperti esterni che portavano dei fumetti squallidi, dove uno che ne ho scoperto io, ad esempio, sdoganava la pratica dell'utero in affitto, libro che si chiama Perché hai 2 papà, dove si raccontava la storia di 2 persone che andavano all'estero e prendevano da una donna un bambino, quindi proprio la compravendita di esseri umani, e chiediamo anche di capire chi è questo esperto, quali siano le competenze. E qui viene il vecchio insegnante che è in me, perché io nella scuola ho visto entrare drag queen, ho visto entrare porno attori, ho visto entrare attivisti di estrema sinistra LGBT, fare discorsi ideologici, non pedagogici. E quindi la scuola, grazie a questa legge della Lega, avrà, come dire, dei paletti, e soprattutto con questa legge noi abbiamo fornito alle famiglie uno strumento potentissimo per dire a quei dirigenti scolastici, per fortuna pochi, per dire a quei professori ideologizzati, per fortuna pochi, però noi abbiamo 1 milione di insegnanti, quindi anche una percentuale dello 0,1 vuol dire troppi insegnanti che vanno a scuola per fare propaganda ideologica. Discorso a parte, ovviamente, merita l'atteggiamento delle opposizioni. Noi abbiamo fatto 4 mesi di audizioni con le associazioni che la sinistra ha, come dire, invitato. Abbiamo ascoltato le opposizioni. Abbiamo anche, come dire, rivisto alcune nostre posizioni per cercare di arrivare ad un obiettivo condiviso, perché quando si parla dell'educazione dei figli non si può essere di destra o di sinistra, anche perché sfido qualsiasi genitore, anche di rifondazione comunista, a accettare che una drag queen possa andare a fare educazione sessuale a suo figlio che ha 3 anni. Detto questo, ovviamente la Schlein, forse anche, come dire, in crisi nei confronti di alcuni esponenti del suo partito, ha deciso di prendere i suoi deputati, di andare all'esterno di Montecitorio. Per carità è legittimo, l'abbiamo fatto tante volte anche noi, ma quello che non va è quello che ha detto. Ci ha accusato di essere complici dei femminicidi, ci ha accusato di portare nelle scuole la cultura dello stupro. Ecco, quando il dibattito degrada in questo modo, non è più un confronto sui contenuti, ma è un confronto a dire chi sei tu e chi sono io. E io, poi si è offesa la Schlein, si sono offese anche le deputate del PD, ho detto testuale che non accetto lezioni di pedagogia da una ballerina da Gay Pride. E loro si sono offese come se dire questo fosse un insulto. Mi dispiace che loro ritengano un insulto dire a qualcuno che balla sul carro del Gay Pride. Allora io ho detto semplicemente una verità, infatti 2 secondi dopo ho postato un celebre video dove Elly Schlein e Alessandro Zan sulle note di Maracaibo ballano su un carro del Gay Pride. Ecco, pensasse a ballare sui carri del Gay Pride, perché la scuola non è proprio il suo mestiere, e noi abbiamo fatto una legge di buon senso. Abbiamo dato il potere alle famiglie di dire l'ultima parola
non sui programmi didattici, non sulla storia, sulla geografia, come impunemente ha affermato ad esempio Maria Elena Boschi, ma su certe tematiche che riguardano la sessualità. Per noi viene prima la famiglia e dopo, ma molto dopo, lo Stato. A me lo Stato che vuole sostituire la mamma e il papà nell'educazione dei figli fa paura, così come fanno paura le affermazioni di alcune colleghe, tipo la Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, che ancora ieri ha ribadito che le famiglie non sarebbero capaci di educare i figli e che quindi dovrebbero sopperire a questa lacuna educativa gli attivisti. Ecco, magari pensasse a far educare i suoi figli con gli attivisti dei centri sociali o dell'Arcigay, ma non i figli degli altri. Sono frasi... Quindi, diciamo, il clima... No, io ho tutto documentato. Mi ricordano un nuovo libro. Mi ricordano anche le perché... intercettazioni di Bibbiano, che dicevano che erano molto più bravi loro a educare i nostri figli e per loro si intendono... quello che dicono le drag queen quando vanno in classe, incredibile. Gli attivisti politici. Peccato che però, guarda caso, quasi mai qualcuno di questi ha dei figli. Perché ovviamente sono tutti LGBT, vorrebbero avere figli comprando, però per fortuna anche quello sono capricci, sono capricci. Perdonami Rossano, confusi per diritti. Questo è l'ultimo appello probabilmente che riusciamo a fare perché ce li abbiamo tutti contro e ci urlano questo, appunto, oscurantisti, bigotti, medievali, patriarcali. L'ultimo appello che facciamo. Io mi sono permesso di dire alla conclusione del mio intervento che ho di avere un credo, come molti del nostro partito, cioè Dio, famiglia e patria, e ci hanno accusato per questo di essere medievali. Allora io rivendico la difesa dei nostri valori cristiani, rivendico la difesa della nostra patria e con essa i suoi confini, e rivendico la difesa della famiglia, laddove per famiglia io intendo chiunque si voglia bene, ma quando ci sono dei figli, un figlio può nascere soltanto da un uomo e da una donna, e sfido chiunque a dire il contrario. Quindi signori, questo è l'ultimo treno, questo è l'ultimo invito alla prova che vi facciamo, voi famiglia, voi genitori, voi nonni, che molto più spesso siete bravi a fare i genitori più di noi, e noi non siamo così bravi a dare quell'imprinting come lo sono stati i nonni. L'ultimo appello perché vi prendiate un pizzico di responsabilità verso i vostri figli. Poi sarà tardi, signori, poi sarà tardi, perché se è lo Stato che se ne deve occupare, e attenzione, perché diventa tutto più complicato, più burocratico, più pericoloso. L'ultimo appello a voi genitori, e in questo caso, se volete pensarci ulteriormente, il gender esiste, giù le mani dai nostri figli, è l'ultimo libro dell'onorevole Rossano Sasso della Lega, per pensare anche durante le vacanze di Natale, visto che ulteriori polemiche ci sono anche perché noi che il presepio l'abbiamo inventato e ora lo vogliamo cancellare dalla nostra tradizione. Rossano, è inutile che ti ringrazi per il lavoro che stai facendo e che anche noi qui a Radio Libertà, ancora prima, anni fa, ai tempi di Radio Padania Libera, abbiamo cominciato a fare, parlando di gender, quando ci sembrava di essere dei marziani. Me lo ricordo. Grazie a te, Rossano Sammy, Sasso. un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Qui Parlamento. E Tom K, ti cerco qui, in ogni stanza. Il tuo sorriso resta nella mia memoria. Le tue mani forti mi stringevano piano. Ora il silenzio è freddo, io piango da solo. Ricordo le tue storie la sera sotto il lampione. Le risate accendevano il cuore e la mente. Parlavi piano con calma e saggezza. Ora il mondo sembra spento senza di te. Mi manchi nei giorni chiari e più scuri. Ogni pensiero in testa sei solo tu. Vorrei sentirti ancora un
e io resto qui, io resto qui, ma io resto qui intero. Mi manchi nonno più di quanto posso dire. Vorrei un abbraccio anche solo un momento. Cammino nei ricordi e ti sento respirare. Ma tu non ci sei. 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 Ricordo le tue mani forti e sicure. Le tue parole mi guidavano nella paura. Il tempo non torna ma il tuo esempio sai resto. Il tuo cuore che batte ancora dentro di me. Ogni consiglio è tua luce nel mio cammino. E anche se non ci sei più sento il respiro. E ogni ricordo è dolce insieme al dolore. Porto con me il tuo amore per sempre nel mio cuore. Mi manchi nei giorni chiari e più scuri. Ogni pensiero in testa sei solo tu. Vorrei sentirti ancora un po'. E io resto qui. Io resto qui. Ma io resto qui intero. Mi manchi nonno più di quanto posso dire. Vorrei un abbraccio anche solo un momento. Cammino nei ricordi e ti sento respirare. Ma tu non ci sei. 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 Non è vero, non è vero, non è vero perché quando se ne va un parente, in questo caso un nonno, il suo ricordo resta sempre con noi, la sua presenza, il suo imprinting, come vi dicevo prima, resta sempre in noi, i suoi insegnamenti li portiamo avanti. Dalla morte del nonno, questa canzone triste, triste, ma che ci riporta un po' tutti quanti a un dolore del genere che purtroppo abbiamo provato. Tom Kay era sempre con me. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Oh, solo un appello quest'oggi ne Segui la Lega, ma un appellone della miseria. È sabato 13 dicembre alla Bocciofila Martesana di via Rovigno 14 a Milano c'è la festa provinciale della Lega Salvini Premier di Milano. È l'occasione per scambiarci gli auguri natalizi, ma anche per incrociare i grandi della Lega. Facciamo vedere il volantino, dai Simone, la festa provinciale della Lega col pranzo di Natale, sabato 13 dicembre alle 12, Bocciofila Martesana, via Rovigno 14, da prenotare, mi raccomando. I saluti del segretario provinciale Samuele Piscina, ma poi ragazzi ci sono i consiglieri comunali, regionali, c'è il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, c'è Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, c'è il ministro dell'istruzione Valditara, c'è Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda, la Silvia Sardone, vice segretaria federale, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, c'è Matteo Salvini. Tutti questi al pranzo di sabato 13 dicembre a mezzogiorno, da prenotare, mi raccomando. Non potete anche non prenotarlo, non è obbligatorio assolutamente, ma se passate per un saluto siete i benvenuti per la panettonata che c'è lo stesso giorno, ma a partire dalle ore 15, proprio il 13 dicembre alla Bocciofila Martesana, dalle 15 con Matteo Salvini, con tutti
tutto questo parterre così importante, ma ci saranno anche comici, un po' di musica, eccetera, beh, l'ingresso è assolutamente libero e gratuito, per cui se siete in zona, e chi non è in zona, sabato 13 dicembre a Milano si gira anche per fare acquisti, per vedere le luci di Natale, visto che è l'ultimo dell'anno non si fa niente, ci saranno solo i Maranza Boy in giro, almeno a Natale, sabato 13 dicembre, festa provinciale della Lega in Milano, Bocciofila Martesana, via Rovigno. Cercate chiaramente la Lega Lombarda su internet perché ci sono tutte le informazioni su come prenotare. Fatemi salutare invece chi c'ho qua in studio. Dai. E sono tornato. C'è riuscito, ci siamo quasi, sta per partire la nuova trasmissione di Giovanni Dadda. È lui! Giovane radiofonico, giovane nel senso che ti stai avvicinando passo dopo passo alla radio e io ho capito subito che ti piaceva questo mezzo di informazione e io sono contento perché faccio il tifo per la radio da quando sono bambino e quindi trovare qualcuno che ama la radio. Giovanni, siamo quasi pronti con la tua trasmissione. Assolutamente sì, Sammy, sono molto contento anche perché poi ti ho tempestato di messaggi, di demo anche per avere un po' il tuo nulla osta a riguardo e sono molto contento che comunque tu mi abbia mandato dei messaggi positivi, ecco, che mi hanno sicuramente spinto, come dire, no, a portare avanti questo progetto in cui io personalmente credo moltissimo. Allora, praticamente Radio Libertà si conferma palestra per chi ha voglia di fare radio, per chi vuole fare il comunicatore, che può essere anche un comunicatore, perché poi non si sa quello che uno diventa. Abbiamo tirato su, ad esempio, moltissimi politici, dallo stesso Matteo Salvini ad Alessandro Morelli, a Romeo, cioè ne sono passati tantissimi della Lega e non solo della Lega da queste parti. Chiaro che chiunque abbia voglia di fare radio e abbia ancora voglia di parlare, di trasmettere in diretta la propria voce con concetti belli, positivi, curiosi, simpatici, Radio Libertà è aperta, in questo caso con Giovanni Dadda che sta per partire con una trasmissione che com'è che si chiama? Si chiama Radar Event. Attenzione, mica facile. Assolutamente no. È bergamasco. È bergamasco, esatto, il dialetto bergamasco, sì. Esattamente, Sammy, mi hai beccato anche perché è una rubrica settimanale in cui io andrò ad aggiornarvi su quelli che sono gli eventi, quindi diciamo eventi, è un mix tra eventi mainstream ma anche eventi un po' più di nicchia, quindi diciamo così un po' più sconosciuti, ecco, che hanno luogo proprio lungo il nostro bellissimo stivalone, quindi l'Italia, e mi raccomando rimanete poi connessi e adesso con Sammy stiamo capendo quando e come, però in realtà è una cosa che succederà da qua davvero molto poco. Durante questi prossimi giorni che ci avvicinano al Natale ascolterete la prima puntata di questa Radar Event, che è scritto Events. No, in realtà è Radar Event. Event, esatto. Ok, io il bergamasco lo so poco, quindi appuntamenti da non scordare, di quelli belli, capito? Di quelli importanti, ma che magari chi ci segue da altre zone non conosce e quindi che ti chiamino a vedere quell'evento anche se magari non è dietro casa tua. Prossimamente su Radio Libertà Giovanni Dadda, ma soprattutto la voglia di fare radio, assolutamente, la voglia Sammy. di comunicare, gran voglia di comunicare, ma soprattutto di creare anche un legame con gli amici ascoltatori e soprattutto confrontarci, no? Che magari ci sono alcuni eventi che potrebbero sfuggirmi e invece magari qualche amico che ci ascolta potrebbe segnalarmelo e poi si potrebbe, come dire, se ne può parlare insieme, no? Quindi si può creare anche comunque un bel dialogo, ecco, no? Avete capito bene che se si sarà in diretta ci sarete anche voi chiamando 02 9294 7222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Grazie davvero Giovanni Dadda, buon lavoro, buona trasmissione prossimamente su queste frequenze. Grazie a te, Sammy. E grazie a voi, io me ne vado. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.